culturale La Villanella, presieduta dal musicista Pino De Maio. Primo appuntamento, un incontro musicale per i degenti della Fondazione Pascale il 6 gennaio alle ore 11. Tra quattro mura d'ospedale è impegnato in una sfida difficile, quella per la vita. Per qualche ora è tornato il sorriso così sul volto dei degenti dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Pascale, grazie alla musica, quella della tradizione colta napoletana, di Pino De Maio, artista napoletano impegnato da anni con successo nella rivisitazione dei classici da Viviani alla Briola, da Donizetti a Mercadante. Un'esperienza artistica tradotta in concerti e dischi, ma anche messa al servizio, come in questo caso, di chi nella musica può ritrovare motivi di speranza. Così, dopo l'intervento del presidente del Pascale, Renato Ponari, la chitarra e la voce di Pino De Maio hanno permesso ai tanti degenti dell'istituto, grazie anche all'associazione Amici del Pascale, di percorrere un breve viaggio nella Napoli musicale che va dalle melodie del 300 e 400 ai giorni nostri. Illustrate da De Maio anche le finalità dell'associazione La Villanella, presieduta dall'artista che si propone, tra l'altro, di alimentare studi e ricerche sulla canzone classica napoletana. Prossimo appuntamento con la solidarietà il 29 gennaio al Mercadante di Napoli con De Maio, serata di beneficenza per l'associazione Amici del Pascale ed il neonato comitato campano Gigi Di Rotti, che nel nome di un giornalista morto per cancro riunisce in Campania operatori dell'informazione, docenti, magistrati e maggiori esperti nel campo della ricerca oncologica e leucemica. Un concerto per la vita, quello del Mercadante, che sta già ottenendo adesioni e consensi.